Grazie Presidente, grazie Presidentessa, assessori, consiglieri. Per poter valutare il disegno di legge presentato dalla Giunta per riformare la sanità regionale non possiamo che partire innanzitutto da una panoramica della situazione attuale dei servizi, per poter poi eventualmente in un secondo momento evidenziare quelli che sono, a nostro avviso, i rischi, le criticità, ma anche i potenziali vantaggi della presente proposta. Il Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia è riconosciuto da tutti come uno dei migliori in Italia. Ha enti che raggiungono livelli di eccellenza e una gestione economica che, nonostante gravi per intero sul bilancio della Regione, negli ultimi anni ha sempre chiuso in pareggio, con un avanzo pro capite accumulato che nel periodo 2010-2012 è stato di 171 euro e in un disavanzo sanitario globale che sempre nello stesso periodo di tempo corrisponde a 211 milioni di euro, presentando le migliori situazioni di equilibrio economico-finanziario di lungo periodo nel Paese. Merito questo da attribuire a tutti gli operatori che, nonostante il blocco del turnover e dei salari, continuano quotidianamente a lavorare con passione, dedizione, competenza ed impegno. Ma nonostante il sistema presenti nel suo complesso buoni e a volte ottimi livelli di qualità, si evidenziano innumerevoli criticità e grandi margini di miglioramento, sia rispetto all'appropriatezza della risposta sanitaria, sia rispetto a una distribuzione delle risorse ancora poco equa ed efficiente. Infatti, se il cambiamento epidemiologico della popolazione ci pone come principale problema da risolvere rispetto alla sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale la gestione della cronicità, dall'altro lato l'assistenza territoriale, cioè il luogo più adatto per il trattamento di queste patologie, dove si crea gran parte della salute delle persone, non è riuscito ancora a svilupparsi in maniera adeguata ed omogenea su tutto il territorio regionale. L'aziendalizzazione inoltre ha comportato una vera e propria concorrenza tra le aziende sanitarie, con addirittura una stucchevole lotta e scaricabarili tra i direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie nelle zone dove si trovavano a gestire in maniera separata il medesimo bacino di utenza. Atteggiamento questo che di certo non ha giovato ai percorsi di salute e alla continuità delle cure dei cittadini. In questo contesto, a cui dobbiamo aggiungere anche un sensibile calo di risorse a disposizione del bilancio regionale, pensare a una riforma sanitaria può essere certamente opportuno, anche se forse quello di cui avremmo avuto maggiormente bisogno in questi anni è una regia forte, che si occupi certo dell'ordinaria manutenzione del sistema, ma che facesse anche scelte coraggiose e difficili, come il taglio degli sprechi, dei doppioni e la riconversione delle strutture che non corrispondono a standard di sicurezza. Con la riforma, quindi, la Giunta si propone di intervenire sulle numerose criticità del sistema, sui ritardi rispetto agli adempimenti nazionali, sulla tenuta del sistema sanitario, del Servizio Sanitario Regionale sotto il profilo economico e sulla rimodulazione dell'offerta di servizi sulla base delle mutate esigenze della popolazione. Ma si sa, di buone intenzioni sono lastricate le vie che portano all'inferno, ed è così che la riforma della sanità della Giunta Serracchiani, sebbene partisse da presupposti condivisibili, è arrivato a un testo definitivo che risulta essere per molti versi campato in aria o poco chiaro. Le imprecisioni e gli errori, denunciati per primi dai professionisti auditi in Commissione, sono il sinonimo di una mancata condivisione e di un agire frettoloso, volto più a dimostrare che si sta facendo qualcosa che al farlo bene. Ma la cosa più grave non sono le dimenticanze nelle schede ospedaliere di qualche funzione o di qualche reparto, ma la totale assenza di dati o di una relazione tecnico-finanziaria che quantifichi i risparmi e o i costi che questa riforma comporterà nel breve e nel lungo periodo. Se uno dei principali motivi che impongono la necessità di predisporre la riforma sanitaria è quello di garantire la sostenibilità economica del sistema,
Com'è possibile che di questo nel testo non si faccia nessun cenno concreto? Ci troviamo quindi, per molti versi, davanti a un libro dei sogni che non sappiamo se e quando riusciremo a realizzare. Inoltre, se la scelta del modello organizzativo che prevede la fusione tra l'azienda territoriale e quella ospedaliera potrebbe, dopo aver risolto i problemi che impediscono una fusione immediata, portare a un miglioramento sia della continuità delle cure che dell'uso delle risorse, ci chiediamo perché sia mancato il coraggio di tagliare ulteriormente il numero delle aziende, per arrivare almeno a un rapporto rispetto al numero di abitanti che si avvicini alla media nazionale, che è di un'azienda sanitaria ogni 410.000 abitanti, forse anche di più. Ma soprattutto perché si sono accorpate aziende che non hanno niente in comune tra di loro, come l'azienda Bassa Friulana con quella esontina o il distretto sandianellese con la montagna, gettando alle ortiche quella collaborazione e quei percorsi che erano ormai consolidati. Evidentemente il non aver inserito gli ospedali di rete SPOC assieme agli ospedali di riferimento hub corrisponde a una suddivisione delle aziende che risponde più a interessi politici che a un'organizzazione che abbia a cuore i percorsi di salute del cittadino. Nonostante l'asserita volontà di mettere al centro il cittadino, quindi, queste scelte ci appaiono poco comprensibili, se non in termini di redistribuzione dei poteri. Chiederemo quindi un ripensamento nella divisione territoriale delle aziende per l'assistenza sanitaria, auspicando che prevalga il buonsenso. Un altro punto critico è la riconversione completa dei piccoli ospedali in presidi ospedalieri per la salute, per lo svolgimento di attività distrettuali, sanitarie e sociosanitarie. Strutture che, dalle dichiarazioni della Presidente, non dovrebbero essere oggetto di alcun taglio, ma che in realtà, per quanto riportato nell'articolato, subiranno nel tempo una profonda riorganizzazione, cancellando un modello di gestione integrata utile sia a uno sviluppo culturale dei professionisti che alla presa in carico degli assistiti. Così facendo si rischierebbe anche di indebolire l'azione di filtro per ricovero impropri e di supporto all'ospedale per acuti, che potrebbe trovarsi ulteriormente congestionato. Se nulla verrà toccato, perché non è stato messo in legge il mantenimento delle strutture complessa di medicina interna e post-acuzia? Maggiore delucidazione andrebbe fornita anche rispetto alla garanzia dei servizi di emergenza-urgenza nelle periferie. È ragionevole pensare che in un sistema ove la cronicità è affidata al territorio nelle 24 ore vi debba essere comunque un sistema di emergenza medicalizzato atto a filtrare e a soccorrere non solo l'acuto ma anche il cronico che si scompensa e che non potrà essere trattato certamente nelle aggregazioni di medici di medicina generale. Se si riducono i posti letto, se si chiudono i pronto soccorsi nelle ore notturne, se si chiudono i piccoli ospedali o si riconvertono interamente a funzione distrettuale, strutture quindi che davano risposta all'acuto, come pensiamo che i nostri cittadini possano avere delle cure valide e non solo essere trasportati al più vicino pronto soccorso da un'ambulanza con personale volontario o seppur validissimi infermieri che però non sono abilitati a svolgere interventi di carattere medico? Perché non sfruttare la presenza dell'emergenza territoriale per mettere in sicurezza capillarmente il territorio, assieme al collega della continuità assistenziale? Alcuni punti di pronto soccorso avanzato con automedico potrebbero sopperire alla lontananza dai pronto soccorsi hub e potrebbero così effettuare trasporti protetti con medici e infermieri presso le strutture maggiormente attrezzate e sicure. Purtroppo su questi temi abbiamo avuto solamente rassicurazioni, ma nel merito nessuna risposta. L'obiettivo non è tanto una difesa di stampo campanialistico o la difesa dei posti letto, ma piuttosto organizzare e riqualificare i servizi al fine di offrire le giuste tutele in termini di tempestività e sicurezza, soprattutto nella capacità di trattare non solo la cronicità ma anche l'emergenza e dare risposta sui territori in cui si vive all'effettivo bisogno di salute.
Tutto ciò non può venire realizzato senza un'analisi approfondita delle realtà locali, dove si vuole intervenire, non solo a livello regionale ma anche a livello di comunità, l'unica che conosce realmente le criticità e le potenzialità di un territorio, come ad esempio la carenza di trasporti o le risorse del tessuto sociale come associazionismo e volontariato. Ma sia nella costruzione della legge che nell'articolato, almeno inizialmente, non veniva dato nessun spazio al ruolo di queste risorse e alla sussidiarietà orizzontale che risulta indispensabile per garantire l'integrazione delle cure. Esprimiamo quindi forte perplessità su un progetto non condiviso con gli operatori del sistema e non spiegato in modo trasparente ai cittadini, stigmatizzando la logica di stampo paternalistico che vede gruppi di saggi, peraltro sconosciuti, a fare analisi, preparare proposte e calarle dall'alto. Un punto che ci sembra qualificante della riforma, invece, è la valorizzazione delle professioni sanitarie. Speriamo che finalmente sia arrivato il momento di slegare definitivamente le professioni sanitarie dall'antica idea di subalternità gerarchica dalla professione medica, e i tempi siano maturi per un pieno completamento della legge regionale 10 del 2007. Ci auguriamo che nel passaggio in aula non si cancelli questo punto di forza della riforma. Per una vera sostenibilità del servizio sanitario regionale, infatti, l'unico mezzo efficiente ed efficace è puntuare sulla prevenzione e su un cambio culturale dei cittadini e degli operatori. Ricordiamo che il servizio sanitario spiega solo l'11% della mortalità prevedibile, il rimanente 89% è associato allo stile di vita, ai fattori ambientali, sociali e culturali. Occorre modificare la cultura della salute, coinvolgere i professionisti, pazienti e cittadini, promuovere incontri, formare le persone, cambiare decine di comportamenti e abitudini, investire denaro, stringere alleanze e intervenire sui potenti poteri economici, un'impresa difficile che molti giudicano impossibile. Attualmente esiste una grave divarificazione tra gli interessi degli erogatori da una parte e quella dei servizi sanitario pubblico da una parte e quella del servizio sanitario pubblico, ovvero alla salute della comunità dei cittadini. Bisogna allineare la convenienza dei diversi attori in sanità alla salute della comunità, degli assistiti. In sintesi, a nostro modo di vedere, al di là del modello istituzionale che si vuole sposare per una vera riforma della sanità, che possa rendere sostenibile il sistema, si dovrebbero smettere di finanziare e di incentivare le prestazioni sanitarie, incominciando a darsi obiettivi e un modello di finanziamento che paghi la salute. Vorrei ancora sottolineare due criticità che per noi sono importanti. Una è la riconversione totale degli ospedali minori e quindi chiederei che le promesse che sono state fatte trovino nel testo spazio e quindi chiederei che, visto che abbiamo deciso di chiamarli non presidi per la salute o presidi territoriali per la salute, possiamo trovare lì anche lo spazio per delle funzioni che sono le funzioni di base che possono avere questi presidi, funzioni che potrebbero essere garantite ai cittadini in assoluta sicurezza. E poi vorrei ribadire un altro punto che per noi è essenziale, quello della riduzione del numero delle aziende. Non capiamo questa distribuzione territoriale, non capiamo perché non c'è stato un maggiore coraggio nel taglio del numero delle aziende, è già stato detto questa mattina. Io vorrei ricordare solo ancora qualche dato. Dal documento di economia e finanza del 2012 sappiamo che negli ultimi 5 anni tutte le organizzazioni dei servizi sanitari regionali hanno dimezzato il numero delle aziende. Noi passeremo da 11 a 10 e quando avremo finito questa fase di transizione passeremo a 8. Vorrei ricordare di nuovo il numero che ho detto prima, un'azienda a livello nazionale ha più di 410.000 abitanti e quindi si parla di direttori che verranno nominati ma anche di numeri di dipartimenti e questo è un costo che se venisse tagliato non avrebbe nessuna ricaduta sui servizi.
Quindi, come dichiarazione finale, vorrei dire che noi ci siamo sempre confrontati in Commissione senza una posizione contraria in maniera a prioristica e che il nostro voto sarà vincolato dal fatto se saranno accettati alcuni emendamenti che, a nostro modo di vedere, declinano quella centralità della persona o dovrebbero declinare la centralità della persona in tutta la legge. Grazie.